per una volta l'abbiamo davanti alla telecamera e non dietro, perché ricordiamo che si è prestata anche a farci d'operatrice la Presidente di Pisa Veneto, Clara Campese. Oggi è bello parlare anche delle cose non legate strettamente all'agonismo che fa Pisa Veneto, perché dico sempre che per quanto abbia io esperienza da giornalista sportivo, non conosco un'altra federazione che faccia così tanto al di fuori di atleti, gare e medaglie. E questo è oggettivo. Oggi è l'ultimo giorno, per esempio, di questo ciclo di incontri con Marco Schelling. Sì, e questa è stata un'iniziativa a cui tenevo particolarmente, ovviamente non solo io, ma tutto il Comitato Veneto, nonché la fautrice, l'ideatrice di questo, che è l'amica Valentina Moro del Circolo Ippico I Folletti. E chiaramente è una delle iniziative che vanno ad evidenziare l'importanza di avere una conoscenza più ampia. Come dicevo prima, non si tratta solo di acquisire competenze tecniche e sportive, che sono ovviamente fondamentali, indiscutibili, ma ognuno nel proprio ruolo professionale deve integrare le proprie conoscenze con altre conoscenze, comprese quelle di carattere culturale, come nel caso di quanto proposto con Umberto Martuscelli. Prossimamente avremo altri seminari che invece si dedicheranno a materie un po' più, diciamo, delicate, un po' più pesanti, impegnative, materie di carattere fiscale, giuridico, legate ai trasporti, insomma, e quant'altro. Per cui ritengo, per concludere, che un comitato regionale, una federazione lungimirante debba fornire tutti questi elementi per integrare la propria formazione e quindi la propria conoscenza. Altro appuntamento che si sta avvicinando e nel quale un anno fa tale Nicoletta Bonomo, non so se lei la conosca, se l'ho vista qualche volta, ci sta ascoltando, adesso non vuole, lei l'ha incontrata, ecco. Un anno fa ci parlò di un qualcosa, non ci svelò, che però poi avete presentato alla gara della FISE, che tra l'altro grazie alla nostra operatrice di oggi so che andremo a vedere, spero andremo a vedere a Godica Sant'Urbano, perché noi abbiamo anche le voci fuori campo, come lei sa, quindi la voce fuori campo oggi di chi è? Roberta. Ecco, le detto quando sempre un uccellino, l'ha detto. Sempre sì, dietro le quinte. Un anno fa parlammo in questo meeting, cioè fu anticipato quest'idea di creare uno spazio dedicato al teatro equestre. Parliamo di un meeting che si svolgerà in provincia di Padova, però vorrei che fosse lei a presentarlo. Sì, anche questo è uno degli appuntamenti annuali più importanti in assoluto. La scaletta è molto corposa, ci siamo dati da fare per riuscire un po' a evidenziare le materie, quelle di interesse comune o comunque quelle per le quali io stessa sono stata depositaria di proprio richieste di riferimenti. E quindi il 9 marzo presso l'Auditorium Pontello si svolgerà questo terzo meeting dei tecnici, che in realtà non si rivolge solo ai tecnici e agli istruttori, ma sia anche ai presidenti di circolo, ai tesserati, ai cavalieri, a tutti coloro ovviamente che gravitano attorno a questo ambiente. E le tematiche tra le più importanti ci sono quelle in assoluto, la questione dei trasporti dei veicoli da competizione. Avremo presenti il comandante della polizia stradale, il dottor Aragone, il vice comandante, il dottor Bolla per la questione della compilazione del modello 4, poi avremo anche un esponente dell'Agenzia delle Entrate, perché ovviamente sono tutti aspetti che per quanto impegnativi a volte si tende un po' a non affrontare direttamente, proprio perché ci sono comunque delle responsabilità conseguenti alla mancanza molte volte anche di conoscenza nello specifico. Per cui dicevo prima, io cerco di sensibilizzare tutti a questa partecipazione, perché è proprio conoscendo le materie che poi non diventano più pesanti, ostiche, bensì di portata più alla mano, ecco, per cui uno sa qual è l'ambito all'interno del quale si può agire, a prescindere ovviamente dai consulenti che ognuno ovviamente ha a casa propria. La pagina FISE, questo appuntamento è ampiamente pubblicizzato, quindi siamo sulla pagina FISE, ma chi volesse andare a cercare i dettagli trova i link nella stessa pagina. Per chi ci sta guardando e ascoltando, ripetiamo il concetto: chi può venire, chi può partecipare? È aperto a tutte le persone che gravitano in ambito equestre, quindi anche se la denominazione è meeting dei tecnici, ripeto, è apertissima, anzi io credo che sia anche un dovere venire proprio ad acquisire questi elementi. Abbiamo anche precisato che la partecipazione al meeting dei tecnici potrà
garantire un aggiornamento gratuito in una delle giornate previste dal calendario della formazione, quindi insomma riteniamo di poter dare un servizio nel migliore ovviamente dei modi che c'è possibile fare. Presidente, la ringrazio. Il solito invito che facciamo ai nostri telespettatori è quello di condividere questi video, perché è l'unica maniera che abbiamo per fare conoscere la nostra e la vostra passione anche a quei vostri amici che questa vostra passione non la conoscono ancora. Condividete quindi! Ciao a tutti!